I problemi sono due: se la guerra sia giusta e se, oltre che giusta, sia efficace. Per quanto riguarda il primo problema, la risposta è indubbia: è una guerra giusta, perché è fondata su un principio fondamentale del diritto internazionale, che è quello che giustifica la legittima difesa. Per quello che riguarda invece il secondo punto, l'efficacia, bisogna tener conto di alcune condizioni. La guerra sarà efficace innanzitutto se è vincente, in secondo luogo se è rapida rispetto al tempo e se è limitata rispetto allo spazio, nel senso che sia ristretta al teatro di guerra dell'Iraq. Ogni guerra è sempre un atto contro la ragione e il ricorso alla guerra è sempre una sconfitta della ragione. Anzi, io credo che bisognerà cambiare perfino la categoria culturale. Non ci saranno più né vittoriosi né vinti, ma saremo tutti sconfitti, perché appunto sarà la forza bruta che vince su qualunque cosa e non è tutta l'umanità a perdere. Io difatti non sono qui a mettermi contro qualcuno, sono qui a mettermi soltanto in favore della pace, perché solo la pace è il trionfo della ragione. Ecco, questi, come avete sentito, erano il parere di alcuni uomini, di alcune coscienze e di alcune culture anche del nostro paese.